Su chi ha di sabider como est un misteriu. Un misteriu e un miracolo in su matessi tempus, che è su misteriu de sa paraula e poesia chi nasce da nudda e pare chi torrede a su nudda, ma a su nudda non torrada, e su miracolo de sa creazione poetica, de sa limba che nischi più de noisi, e noisi non la podimus comandare, che comandatissa, però a volte scomandiamo noi spuru. E su misteriu e sa poesia es custu chi manco os cantadores che la criana in pagos segundos ischini sa da essere bella o vea, sia da piagere a sa gente o non la da piagere. Sempre gai da esa vizzimia a sus ultimos annos. Mancari sian amigos corales fore su palcu, cando vaghen sa gara so cantadores sono a rialia unu un satteru. Est una prenda rara s'amistade, ma cando si cantada si che devene ponere in ismentigu. Tra issos beste sa rialia chi los pone cada uno a sala sua. Ascolta, sa gara est una rialia, e una rialia non va gara. Ma tanto los poetas secondo te su palco sono un panzos o sono avversarios? No, funti avversarios poita che depinti onorai su temma chi esti sempre po una patti e contrasa a cussa patti. Depiti cettai narausu po su temma, ma funti cumpangius po fai comprendi a sa genti is cosas chi balinti de prusu po unu temma e po s'atru. Su chi validi e su chi non validi, depita ragionai e lassai a nosus, chi nosus cumprendeus su chi c'esti de bellu in d'una parte de su temma e su chi c'è de bellu in s'altra parte de su temma. Quando funti bonus, funti cumpangius, ma depiti cumbatti, naraus, depiti cumbatti, po vai binci sa ragionamento in soro, donniunu depiti vai binci sa ragionamento su. Pro te su collega, es plus un panzo o avversario? Estan duas cosas. Un panzo che siamo tutti un panzo, però poi in sa gara siamo avversari. Ognuno deve difendere sa parte sua. Ma fino a in sesordio che cantiamo scherzata, ma in sesordio pure, ognuno difende sa ragione sua, su chi pensa di sé. Devi narrare una cosa, tu ne narri un'altra. A volte siamo al finale di stessa linea, si siamo in tre, due sono in una linea e uno è scontra. E dunque, siete sta a me o su palco non vinda da me insieme? Beh, su palco no. Onta sa rivalia, insomma, su palco. No. In su parco sono avversario, questo di sicuro. Tio Marieddu lo naria sempre, perché su parco è casino. Non vado amico. Non vado amico, sempre con rispetto, però non vado amico, che se tu con piascussu manca su sale a sa gara, su chi la rende bella, su chi pone in buona mutta sa gente e su chi pone in buona mutta so poeta spuro. Fuori dai parco è tutta un'altra cosa, ma noi rischimmo in bidda, tio Francisco e tio Marieddu, finza scavini a zomai fedale, se in chi hanno 2 anni, se via tio Francisco vi per un anno di 2 anni, hanno fatto sa pizzini a Parisi, creschi da Parisi, non poteva anche essere companzos, però sopra sul parco questa cosa veniva posta un oro, che sa gara è gara, e in una gara, come in tutte le gare, vado avversarios, non vado companzos. Dunque, una realia, ma vi deve dare regolas in questa realia. Certo. Tu pensas e una dessas regolas de plus importus e non solo ire medire su verso, ma vinas a medire sa parola in sa realia, non vi deve dare una lana. Certo. Giusto? Certo. E questo dove in poetas in esordio si misurant sono con s'atru e cominciano a vincere a misurare sottada. Che depiti imperai uno sistema di rimasa, do decidinti in sesordio. Sesordio vinzas in sa retorica classica, esti su momento anche su poeta acciappada s'attenzione del suo pubblico e dovai di ammasedai e dovai di andai in sa parte sua. Supra su palcu, un cantatore
Est un mundu a banda, chi intrat in a regione cun s'atteru, difendende sa regione sua che ne si rende rinnudda a sa regiones de su cumpanzu. Anzis, sa paraula cumpanzu no est de chile in tottu a sas oras de sa gara, ca sa disputa è sempre una guerra. E beh, quando adesso via si offende pure. Quando si arrabbia tu coni di limba mala. E lo stesso mettere via, quando in cui biti traisce il bituno, il concetto di limite. Cioè, pur di voi, non che deve bestie, salaccana bestie. E si manteneva salaccana, che dignitate. Carchi via, anche sia sono pacca fuori, che ha ti spinto troppo uno e a te tocca a devi corrispondere in malo puro. Però bitti questo le salaccane, si carchi via, si la piccaia pure tra isso, so. E tu ne sfida bella. Che abbiamo compreso come intesa giù, Sajanne in fuori alle sue gangher, come la lingua si mostra e come cambia vinza l'umore di questa parola, e la forza di questa parola, che la forza di questa parola offensiva è più forte ovviamente. E tanto in questo è importante di pompiare vinza come anche l'erbessito. E servia che non è una parola offensivamente non la queria narrare in cervesita, ma se ti increvesita che nasce la qui a dentro. Ecco, in questo io narro che bisogna sempre essere rispettosi, perché capoita è una gara e una gara a regola, non si gioca, se non a regola non sposo un gioco. Però se carichi via, ma carichi trasgressione, secondo me non va bene ed è bello all'esaminare questa scelta fuori dai salacca. Sì. Però questa idea che si rendi tu di essa misura, cosa succede in sa gara? Poiché sa gara è misura, non scetti poiché sa poesia è misura. Poiché sa vita, in sa vita tocca da tenni misura con i altri. Ti ricordas questa ottata che imparata sempre, che citata sempre sa buona di Paolo Pillonca e di Antonio Cupeddu, che di narada pensa che vagas mannas conquistas si apperis che in superbias arlaras, si non misuras primus succinaras, non scetti commenti d'unaras, ma succinaras, si non dumis faghet sa figura più tristas. Faisi figura leggia, si non scisi misurai, ma d'unarausu vizza sa vostra vita. Non ti inchessas da essa veste. Hai fatto il passo più lungo della tua gamba. Cioè, questo narauso, questo è una misura che è etica, sociale, della vita, ma questa poesia potenziata, porta da sa massima potenza, questa poesia deppi dessi. Ci deppi di gappi su chi naras a intre sottata, e ci deppi di gappi come si spettata. La cana deve essere che ognuno si difende la parte sua, ognuno tenta di esaltare la sua più del suo collega. Però bisogna sul rispetto e tocca ad essere uomini. È una scena che narraia sempre su Via Due Zizi, mi lamento di un anno con Tocconi, che uno a Tocconi l'ha andato, ma ti baro a Bernardo, l'ha lasciato Sanreione quando abbiamo visto una discussione. E Tocconi è andato, il bilappo lasciata che la tenia adesso. Ed è giusto, quando Sanreione la tenne tu, se la riconosci. Sai a che figlio non abbiamo lei legata. Ma non è giusto che Sanreione la tenia a Zizi. Quindi questo è un esempio di onestà pure che deve essere in suo poeta, compreso. Si deve tenere sempre sul rispetto. Sicuro, qualche volta è capitato, sia nel suo passato, sia nel suo tempo moderno, è capitato che a volte si esagera pure, però non sono cose belle. Cada barra sempre con l'ombra, con questa persona da barra sempre. Francisco Sale narrava da Sarialia seconda plus il Sanreiuno in ogni sazza, dunque tu sei d'accordo? Sono d'accordo fino al Dio. Che uno sarà a offendere, a narrare parole in più che risultano tutto sia in su palco che in terra.
Ma noi in cui si vedono né un poeta né manco un uomo. Su poeta, come è naturale, si vede più se sa ragione, se che risulta si balle ne sa ragione, poi a offendere, a narrare una cosa che risulta su poeta per un malo pure che risulta, a offendere un altro poeta. Sos poetas che hanno arziato la gara su parco hanno un sistema di canto che poi sa vita è barrato e per forse il gallo oggi è questo mito dell'attacco a suo collega, de che li sconzare, della che era bisera, forse sta barrato per il gallo il suo mondo di chi ascolta la gara questa cosa dell'attacco. In questo senso è ste gallo vivo. Però questa argomentazione della gara, già che un poeta Armannos che ha sul mondo, che ha Tucone, che hanno iscritto la rivalità dal suo personale a l'argomentazione del suo tema sul fruimento della poesia. Questa è stata una rivoluzione manna entro il mondo della gara. Noi siamo 20 anni dopo noi così oggi teniamo la forza di che non si che non era una rivoluzione ma nessun cambiamento. Però non si per si aborta la bestia che deve essere su disizio o la gana di si decolare sopra a suo collega, noi su senso dello distruggere, però di che via scrittura se nessi in condizione di parare l'aspetto e si poto sono mezzo di tene, questo deve essere Giusto. Poi in generale che a che biera sa gente che batta con tierra, che batta rivalia tra sos poetas è una cosa bella. Se invece se questa guerra è una cosa che sacrifica la resistita della gara, che la chirra a livello che non valete o addirittura li perde per il suo segno e che sti scurtando che cominciano a censuriare di tutto di pruso, ma a Savine non battono tanto, questo non anda bene e si rischia quando si intratta in certi argomenti, perché in certi colleghi qualche volta è capitato pure che gli asivie quando è sana, questa rifidia e quando invece non anda bene. E succede qualche volta. Sopra su palco è una piatta, con gente meda e fronte, sezzida in sa scadreas, chi scultaiana sa gara istende a sa muda, sos poete si deviano balanzare non solo su tanto chi sos comitados li sedaiana, ma più sdedotto e massimamente sonore d'essere calculados virtuosos, chi querían narrere sa seguresa e seguire in sos istios benidores a cantare per isas biddas, poderende in alto sa bandela e su numen in soro. Propuso no ama venere a Salmano in noi non già arrivati la torrente a suo conto de sedate non chiamamos un padre veterano contamos de esos palcos sorteganos Deo ti tenzo caro che uno frate mais a morte arrive da in cue però promorrer Deo metus tue. Salizzera sudinaranno causa di spantos sicuramente la vita è spassizzera e amore morimos tutto canto e non aro con calizzera ma non so manco quellina e va che santo e sono silanese con chi dolto che mazzatime fina poi molto però te non timide a po' deciso
males più si spantos. Giaisco chi portentos tenes tantos, ma como mi la veo todo a riso. Nada no se distingue va che santos, destinato non se a paradiso. Pues es santo de altero logo, pesa su pelo e cuccolo a su fuoco. Misurados que sos calfato a pero de vetas. Mas las animas sunt tunetas saspinus sunt pienas de pecados. Infatti il Dante todos los poetas que los han sin ferro colocados. Dove non manca né fuoco e né scuro, e non siamo de che l'uno è puro. Si las pensamos de cosas maneras, a su que non amos passione. Noi usamos diversa religione. E viteribus a terra si spera. In su che sono sempre in preghiera, spattende a Dio su adorazione. In si ferruba più il buon umore, il gioco de murra, ballo e tenore. Las alas quietas, a milones y mente las pianta. A que surguen misas altalmetas a arriba doña anima santa. Ma come sa saldina tutta cantaia e spregende ghinas capoetas. E ghinas capoetas sun pregende e tu e ghinde morzas se spensende. E te sonore, un bestes per su poeta. Sonore sta a riuscire a che si bene, casi no, esa cosa si pone male, come arrivare a esa situazione, a me, gracias a Deus, come pare che su tempo scolata, mi sono più di 20 anni, a chi si male, di non schire proprio su narrare, non me ne è mai successo. Però a chi si mezzo, a chi si peso, è capitato a tutti. È logico che uno che ha una bella che fa ridere, che non si è stirato in dausi così nuda, che sta barrato a zommai, se non pari, in che evocare qualche passo adenanti, è un'altra ondra. Ma nessi abortas a salvare esa figura, esa personalidade, abortas esta invece pure me. Io posa personalidade che tenis tue, poco mente la pesa si sa gara, e cosa onore io non bacchirro a certas cosas. Zucchi ti deva che riviesti la covide era modo mio, con mente che io, ma non vivendo a pattos quinticus a fare certas cosas. Non è che tu minche queres a chirrare a narrare certas cosas, o a certo livello io penso fatto tuo. No, pure sto un onore. No, io non mi venzo a quello. Se chiedi venire tu a nocche, ma io a quello non mi venzo. Quindi, quando regai, te sta a fare. La situazione è che poi ti deve segarare che se tu è a che schiaissu diventa un circo. E quindi cosa pure sto una capacità di tenere l'orgoglio di narrare, io, il timone lo tengo io,
quindi a barra firmu isas cosas tuas. E questo pure a volta si sacrifica una battuta a effetto che magari potete su un momento per che ridere, che potete tirare un applauso, che a quello ti inzuria, te tu l'inzurias, però tu a volta a questo inzurio rispondes in una maniera de signore, a volta per il suspu, e anziché contentare che tu incompetente, se contentas a de sapios. Però se tu abitenes a questo, Risponde a esa manera, mantene sul livello. le mantene sa canteria. E su disizzu e si vagher onore, chi spinge de su poete a non si rendere. Non s'agatta dinari, pro pagare sonore. Uno tenta di si fare onore, come tenta di si ne fare in terra e in ogni cosa. Però, fino a sin cui conta sa mutta, conta tutto, che una notte che risulta di fare onore, un'altra notte ha cantato un male, un'altra, ma poi noi se dalla volta siamo convinti che ha cantato un male, che su poeta non è mai contento un anno. Però la gente a volte si scontenta di tutto. Su poeta è che si rende conto che poteva narrare una cosa in più, in suo tema, o che una cosa poteva fare a manco da narrare. E insomma non sono mai contento. Però su chi pensa tu non è sempre chi torna da con su chi pensa la gente. Che a volte la gente è scontenta e tu non sei scontento. Come a volte tu sei convinto di aver cantato discretamente e io non sono contento in terra. Ma la gara al gas. Questa immagine che si crea da uno del suo che sei, del suo che da fronte vale pruso del suo suonare in amor. La sonora è una cosa che abbarrata, che non sente cancellata, e nobilita pure insomma, il suo poeta. La gara, a volte se mi è menata una bella gara, ho fatto una gara bella, però che non sono contento di ciò che ha apponato. È inutile che sono altri non me ne zanghì, che me ne zanà, però no, in cui entra da un in gioco sonore. Che la figura si deve fare come si deve fare, si deve lasciare un'immagine bella di su che siamo. Quando di fronte a me la gente gratta m'ho fatto sta gara improvvisata.